Eder. Mech. Pallister. Sono in possesso di una lettera che mi ha consegnata lo stesso Sterpin il giorno del funerale di Resinovic Liliana, quindi il giorno 25 gennaio 2022. Me l'ha data dopo il funerale di Liliana. Siamo andati insieme ad altri parenti di Liliana a renderle omaggio nel luogo dove è stata rinvenuta all'interno dell'ex OPP. Nella circostanza mi ha detto che dentro alla lettera c'erano le sue considerazioni sulla vicenda che ha visto coinvolta Liliana e che avrei dovuto aprirla quando la verità sarebbe venuta a galla. Così da confrontare e vedere se aveva avuto ragione lui. Era una busta chiusa con lo scotch e riportava la data 13 gennaio 2022 scritta a mano. In quel momento non mi ha detto cosa c'era scritto, però me lo ha detto stamattina quando mi ha telefonato dopo essere stato in questura a raccontare di questo episodio. In realtà ha telefonato al mio compagno Nasti Salvatore dicendogli che l'avevano chiamato in questura per chiedergli della lettera e che sulla stessa aveva scritto che, per la scomparsa di Liliana, sospettava di Visintin Sebastiano, di suo figlio e della compagna di suo figlio. Con Sterpin avevamo già parlato di queste sue considerazioni più di qualche volta. Che io sappia, quel Fabrizio è un amico di Visintin Sebastiano, ma non l'ho mai visto. Ho saputo di lui quando il giorno del ritrovamento di Liliana ho chiamato Visintin e lui mi ha riferito che stava andando o era già sul posto accompagnato dal suo amico Fabrizio. Preciso di non aver mai sentito parlare prima di quel momento di Fabrizio e, dopo essermi informata, ho appurato che lavora o è il proprietario di un locale e che è in difficoltà economiche. Le considerazioni di Sterpin erano condivise anche da me e dal mio compagno, erano delle supposizioni che noi facevamo per darci una risposta a quanto accaduto a Liliana. Non ho pensato di portare questa lettera alla polizia perché, pur non conoscendo il suo contenuto, non la consideravo un fatto rilevante. La lettera l'ho portata con me, ora ve la consegno. È una busta di colore bianco chiusa con lo scotch sulla quale è scritto da un lato 13 gennaio 2022 e dall'altro giovedì 13 gennaio 2022, scritto in stampatello con pennarello di colore nero. Di questa lettera non avevo mai parlato con nessuno. Giovedì 13 gennaio 2022, Lily. Scomparsa la mattina del 14 dicembre 2021. È stata trovata morta il pomeriggio del 5 gennaio 2022 all'interno dell'ospedale psichiatrico di San Giovanni, a meno di 1 chilometro da casa. Escludo la pista del suicidio. Gli esami sul cadavere ancora da ultimare. Propendo per l'omicidio per ragioni di interesse. Probabilmente lei non ha fatto in tempo ad assicurare il marito che avrebbe mantenuto il proprio sostegno economico nei suoi confronti anche dopo la separazione legale da lui, intenzione che probabilmente sarà stata esternata il lunedì pomeriggio in anticipo rispetto a come aveva deciso di fare, scatenando qualche battibecco che ha rovinato la serata e la notte, sentendosi su lastrico. Senza il sostegno di lei, potrebbe aver deciso di liberarsene facendola sparire e rimanere erede legittimo. Gli esami dimostreranno se la morte risale allo stesso giorno della scomparsa o a diversi giorni dopo, ma comunque lontano dal suo ritrovamento. O da viva, forse sedata, o da morta. Potrebbe essere rimasta conservata in qualche posto che prevederebbe un aiuto esterno, poi anche per l'eventuale trasporto sul luogo del ritrovamento. Indispensabile per legittimare l'eredità. L'aiuto esterno, da verificare, potrebbe essere stato fornito dal figlio,
in continuo bisogno di aiuto finanziario da parte del padre, fatto che, per ammissione di Lily, rappresentava motivo di continui litigi fra i coniugi. Da verificare altresì la posizione della compagna del figlio, se corrisponde essere impiegata in ospedale in qualità di infermiera, posizione che potrebbe favorire la possibilità di procurarsi farmaci ed anestetizzanti. Il signor Mago permette? No, Veramente volevo esporre il problema. a me, al mago KK, i vostri segni zodiacali. Io sono Leone. Io sono vergine. Sono nata il 14 settembre. Se lo dice lei, sposatevi presto e siate felici. Signor Ingrassetti, e non mi aveva mai detto niente. Signorina, cosa si è messa in testa? Sposatevi e sarete felici. Ma io sono vedovo. Al mago KK. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.